Ancora blitz, ancora 10 braccianti irregolari, questa volta scoperti tra le vigne collinari del Cartizze in Valdobbiadene. Una vendemmia che quest'anno nella Marca sta scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora, puntando l'attenzione su un tema sempre più spinoso: dormitori abusivi, manodopera sfruttata, ma soprattutto illecita. Una mappatura, quella del lavoro sommerso nella Marca, che le forze dell'ordine stanno ridisegnando a colpi di blitz, da San Polo di Piave a Maser, da Maserada a Nerbon di San Biagio, dove poche ore fa 6 agenti della polizia locale hanno individuato 26 tra pakistani, afghani e indiani ammassati nelle stanze di un'abitazione di via Gorizia, alcuni di loro braccianti non in regola, altri clandestini. E questa volta a finire nel mirino della Guardia di Finanza, in particolare delle Fiamme Gialle di Conegliano, un'azienda nelle colline del Cartizze destinata alla produzione del rinomato prosecco di OCG Valdobbiadene Superiore, scoperti 10 lavoratori irregolari. I lavoratori che abbiamo individuato sono di cittadini italiani che, diciamo, residenti nella zona di Treviso hanno prestato, insomma, la loro manodopera, prevalentemente quella della raccolta a mano, che nelle zone collinari, insomma, dell'area Conegliano-Valdobbiadene è la raccolta prevalente per le uve, insomma, da vino. Nessun contratto per i 10 braccianti, risultati completamente irregolari. Nei guai il titolare dell'azienda ha segnalato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sono state effettuate le previste comunicazioni all'Ufficio Territoriale del Lavoro per le eventuali determinazioni sulla sospensione eventualmente dell'attività dell'azienda, circostanza per la quale possono essere previste sanzioni anche oltre i 15.000 euro.